del giorno, un casco può salvare una vita. Cap Italia supporta Riders for Helmets e partecipa all'iniziativa International Helmets Day. Sentiamo com'è andata. Ogni volta che un cavaliere ci scrive dopo una caduta per ringraziarci di avergli salvato la vita, sappiamo di aver raggiunto il nostro obiettivo. Queste le parole di Lelia Polini, fondatrice di Cap Italia. Ed è su questo presupposto che si basa la decisione di contribuire attivamente a quello che è lo scopo di Riders for Helmets, far capire quanto sia importante montare a cavallo con il cap. Riders for Helmets è un movimento nato nel 2010 negli Stati Uniti in seguito al grave incidente subito dalla dressagista olimpionica Courtney Kildare, caduta da cavallo senza cap durante una normale sessione di lavoro con un cavallo in addestramento. Courtney non indossava un cap al momento della caduta e ha per questo subito delle importanti lesioni al cervello, per le quali ancora oggi sta seguendo un programma di riabilitazione. Sabato 22 giugno la giornata dedicata all'International Helmets Awareness, grande opportunità per professionisti e non di approfondire la tematica e venire a conoscenza di quelle che sono le caratteristiche dei caschi sicuri. Una priorità importante per Cap Italia che si impegna quotidianamente per garantire protezione a tutti i cavalieri, proponendo caschi di equitazione così sicuri da aver conseguito ben 5 certificazioni internazionali. A riprova della qualità dei prodotti Cap Italia, moltissimi cavalieri impegnati a livello internazionale che scelgono di utilizzare i caschi Cap Italia. Tra tutti anche Marcus Heming, il fuoriclasse tedesco per il salto ostacoli. Cap Italia, fondata nel 2007, si è posta fin da subito lo scopo di produrre caschi di equitazione che garantissero ai cavalieri la massima sicurezza, ottenendo un grandissimo successo in Italia e in tutto il resto del mondo. Per il fatto del giorno è tutto, io vi ringrazio per essere rimasti con noi e vi lascio alle previsioni del tempo.